Così l'hai trattata, eh? Come si merita. Ma fammi sentire una cosa. Tu sei una diavola. Uno con te sa da sta accorto, le parole tue si devono ricordare e si devono pesare. Ti conosco, mo. Siccome una tarla velenosa che dove si ferma distrugge. Tu poco prima hai detto una cosa e io in questo momento ci stavo pensando. Tu hai detto è un'altra cosa che voglio da te e me la darai. Il denaro no. No, il denaro no. È perché tu lo sai che io il denaro te l'avrei dato. Allora che altro vuoi da me? Avanti, che hai pensato? Che sei messo in mente? Che hai pensato e non hai detto ancora? Rispondi. Dummi, sai che la canzone e mi sto crescendo in un bello cardillo e quanta cosa che l'ha già imparato. Filomena, che significa o cardillo? Che vuoi dire? O cardillo sei tu. Filomena, non bazziare. Chiarisci che significa o cardillo sei tu? Che voglio dire? I figli sono figli. Hanno sapere chi è la mamma. Hanno sapere quello che ha fatto per loro, ma hanno conoscere, ma hanno vuole bene. Non sanno sentire avvilito, mortificato davanti agli altri uomini quando vanno a chiedere una carta, un documento, a famiglia. A famiglia che si riunisce per uno sfogo, per un consiglio. Sanno chiamare come a me. Oh, come te che? Come mi chiamo io? Siamo sposati. Soriano. Hai capito? Soriano. E io l'avevo capito. No, io l'avevo capito. Ma io l'ho voluto sentire da te. Da sta bocca sacrilega. Per mi far capace che pure se ti metto fuori a calci, pure se ti scamazza la capo, come si scamazzasse una serpe. Madonna, una serpe velenosa che si distrugge per liberare la povera umanità. Ma come qua in casa mia, col nome mio, i figli... Perché? Tuoi. Hai capito, Filomena? Figli tuoi. Se tu mi domandi che, io ti posso rispondere tuoi. Se mi domandi e chi, io ti posso rispondere perché non lo so. E nemmeno tu lo sai, Filomena. Ecco, tu ti credi di mettere a posto con la coscienza, di salvarti dal peccato, di aggiustare la faccenda così, portando in casa mia 3 estranei. Ma figura, ma non metteranno piede in questa casa? Guarda, Filomena, non mi conosci, guarda. Sull'anima santa di mio padre. Non giurà che io per avere fatto un giuramento ti sto cercando l'elemosina da 25 anni. Non giurà perché è un giuramento che non potresti mantenere. E morarrisse dannata se un giorno non mi potresti cercare l'elemosina tu a me. Che altro stai pensando? Che altro stai pensando? Strega, che tu sei una strega. Ma io non ti temo, tu non mi fai paura. Perché State zitta! Vamo a pigliare la giacca, va. Tu di mano te ne vai, hai capito? Sì, mi metto in mano all'avvocato. È stato un tranello, tengo i testimoni. E se la legge mi dovesse dare torto, Filomena, ricordati, i taccini, hai capito? Te ne levo da un mondo. E a dove mi metto? Te mette. A dove stavi, hai capito? Bravo, tu di mano mi vai a chiamare l'avvocato, E parlammo, Filomena. Ti faccio vedere chi è Domenico Soriano e di che panni veste quest'uomo qua. Rosalia, aspettati che la tenere fanno pure tu, va? State buona. Filomena la napoletana, state buona. Mi sto crescendo in un bello cardillo e quanta cosa che l'hai Ti ricordo sta rasata, Filomena?